Radio Amore presenta Punto d'incontro, programma di informazione politica, sociale e culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per Punto d'incontro ospite in studio Giuseppe Petix. Buongiorno, grazie Ubaldo di avermi ospitato. Allora, Giuseppe è un nostro paesano quasi, perché è qui vicino di Serra di Falco, e è autore di un interessante saggio su Leonardo da Vinci, Dentro lo sguardo il codice, che ha riscosso un grande successo proprio a livello internazionale. Sì, allora, sicuramente un successo che neanch'io immaginavo quando ho pensato di pubblicare questa mia ricerca sul grande maestro Leonardo, e che invece sta avendo un iter che mi porta poi a essere presente nelle più importanti fiere internazionali, ad avere una grande visibilità e sicuramente a dettagliare meglio una ricerca che ha bisogno di essere presentata per poter essere compresa al meglio. Quindi tutto questo mi sta catapultando in una vera e propria attività nuova per me, e che mi sta dando anche grandi soddisfazioni, perché da scrittore esordiente, quale sono, riuscire ad avere tutto questa attenzione da parte dei media, del pubblico, dei miei ospiti alle presentazioni, è una cosa molto entusiasmante. Quindi Dentro lo sguardo il codice è il tuo primo saggio? Sì, è l'opera d'esordio. Diciamo che precedentemente ho pubblicato questa raccolta di poesie che sono I sensi dell'amore, appunto il titolo già è significativo, che è una raccolta di poesie che trattano il tema dell'amore in diversi sensi. Ecco perché poi il titolo I sensi dell'amore, ossia l'amore può essere vissuto non soltanto come spesso si pensa a primo acchito, quindi nella relazione di una coppia o per la famiglia o quant'altro, ma può essere anche l'amore verso un ricordo, no? L'emozione che ti viene poi risvegliata quando tu stai con la mente pensando a delle persone, a dei fatti del tuo passato, e anche lì si parla di amore, un qualcosa che hai dentro e che continui a vivere anche nel presente. E poi chiaramente anche l'amore verso Dio, è ovvio, insomma, scontato quasi legare il concetto di amore ad una divinità. Allora, questo discorso poi lo riprendiamo. Sì. Invece una novità importante è che il tuo saggio è stato inserito nella Biblioteca Internazionale Leopardiana. Sì. Questo proprio recentissimo, notizia recente, fresca. Notizia recente, anche se già da tempo stavano esaminando la mia ricerca, chiaramente presente nel saggio Dentro lo sguardo il codice, e finalmente è arrivato questo esito positivo che per me è un grande onore, far parte di un archivio internazionale dedicato al maestro Leonardo, e soprattutto presente a Vinci, cioè la città proprio di Leonardo. Quindi quello che come ti dicevo mi sta in questi giorni investendo è una grande soddisfazione per questi riconoscimenti importanti, tra i quali è questa notizia del essere stato inserito in un archivio internazionale consultabile quindi da ogni parte del mondo, da tutti i ricercatori di Leonardo. Un altro bel riconoscimento mi è stato dato dall'Accademia Internazionale degli Empedoclei, un diploma ad honoris causa per questi miei studi, ed è un'accademia molto importante che appunto ha sede a Agrigento, ma vanta dei nomi di spessore per quanto riguarda la cultura. E sono stato anche lì omaggiato da questo riconoscimento. Anche l'Accademia di Belle Arti di Agrigento Michelangelo, con la quale stiamo seguendo determinati percorsi, gli elogi e il riconoscimento verso il mio studio sicuramente mi dà una grande emozione.
Allora, ripetiamolo. Perché ricordiamo, scusami un po', che io non parto dall'essere un accademico, ne parto dall'essere uno scrittore esordiente che ha fatto questa ricerca e che oggi, insomma, ha modo di poter anche relazionarsi con questi grandi accademici, quindi per me è un onore avere la possibilità di discutere con loro di queste mie tesi. Allora, in studio abbiamo ospite, ripetiamolo, Giuseppe Petix, autore del saggio Dentro lo sguardo, il codice, che ha fatto una scoperta importante sulle opere e sul metodo di Leonardo da Vinci. Adesso ci arriviamo poi a che cosa hai scoperto. Volevo leggere qui una tua breve biografia. Quindi nasce a Serra di Falco, studia astronomia presso l'Università di Bologna, ha lavorato principalmente come agente di commercio in diversi settori, girando per lavoro gran parte dell'Italia. Si occupa di arte in maniera poliedrica, quindi dedicandosi alla musica, alla pittura, alla ceramica e alla poesia. Collabora con la testata giornalistica CNews di San Cataldo ed altre testate giornalistiche online. Astronomia. Sì, astronomia. Questa passione? Allora, guarda, finendo il liceo, sai, si fanno studi scientifici al liceo scientifico, sono stato subito attratto da quello che poteva essere lo studio di ciò che c'è intorno a noi, ma in maniera più ampia. Di solito si pensa alla realtà attorno a te, alle case, agli alberi, ai panorami. Invece io guardavo il cielo fin da piccolo e quindi sono stato spinto a interessarmi e cercare di capire meglio come poter studiare scientificamente quello che ci circonda anche a livello cosmologico. E quindi è stata una spinta, diciamo, passionale, molto legata a quello che sentivo dentro. È stato un iter che poi mi ha portato a capire che effettivamente l'astronomia è tutto uno studio oggi basato su un qualcosa che viene poi riletta dai computer, da tutto quello che disponiamo oggi come tecnologia. Quindi, sai, la mia idea era quello un po' del sognatore, l'uomo, del classico astronomo dell'antichità che sta lì a guardare le stelle e a andare a decifrare dei simbolismi, dei messaggi che possibilmente il creatore o qualcuno di più alto rispetto a noi ci ha lasciato anche in queste correlazioni fra, ecco, il corpo celeste e tutto quello che noi possiamo osservare, quello che è terreno. E mi ha sempre affascinata questa relazione, no? Il superiore, quindi il cielo, con il terreno. Forse anche qui un qualcosa che mi ha portato poi a Leonardo. Leonardo, sappiamo, anche non solo nell'astronomia ma in tantissime altre discipline ha portato l'umanità a fare dei balzi in avanti nella conoscenza. Parliamo di meccanica, di ingegneria, tattiche di guerra, che all'epoca era un particolare molto importante che dava attenzione nei confronti dei signori, no? del tempo. E quindi anche questo secondo me è stato un punto di contatto che mi ha spinto verso l'indagine nei confronti di questa personalità complessa e poliedrica che è quella di Leonardo da Vinci. Perché vedi, non bisogna mai fare l'errore di guardare Leonardo solo in una disciplina. Se noi analizziamo un pittore però che ha dentro un bagaglio di scienza, di conoscenza, di curiosità, è chiaro che tutto quello che lui è viene poi trasposto nella sua opera. Ecco da dove parto io per l'indagine Dentro lo sguardo del codice. Allora, continuo così la lettura della tua Sì. biografia. Giuseppe Petix, grazie anche alla sapiente guida della madre, Gina Tortorici, pittrice d'eccellenza nonché insegnante di storia dell'arte, si appassiona alla pittura leonardesca già da piccolo, quando per addormentarsi preferiva la lettura delle favole di Leonardo. Sì, vedi, questo è un aspetto per esempio che pochi conoscono di Leonardo, perché Sì, sai, neanche io lo sapevo. Quindi ieri mi sono andato a leggere qualche alcune favole, sì. Guarda, sono molto sono crude anche, sì, molto molto crude, ecco, crude, quello sto dicendo, dirette, perché Sì. ti arriva a dare un'idea di quello che può essere poi uno stato dell'anima, no? L'amicizia, il coraggio, la passione, la paura, trasponendo in degli oggetti che fondamentalmente noi pensiamo come inanimati, no? Il foglio di carta, la penna, o gli animali ad esempio. Sì. Quell'anima che invece li rende anche in grado di parlare fra di loro. Quindi già abbiamo un Leonardo che comincia a darci questa sua creatività di voler dare vita, dare parola a qualcos'altro. E queste favolette, ecco, io le leggevo
Continuandoci poi a pensare il giorno dopo, prima di addormentarmi, stavo lì a pensare ai significati di quello che volesse darci Leonardo. Parlando una cosa, per esempio, ecco, ne raccontiamo una velocemente. Sì, interessante. Allora, quella che mi ha colpito rileggendola tra l'altro poco tempo fa, è stata proprio una favoletta in cui il soggetto è un foglio di carta. Allora, ci sono tanti fogli di carta su una scrivania e uno fra tanti si lamenta con gli altri, perché dice: ma voi siete tutti puliti, siete tutti candidi, bianchi, ed io ormai sono sporco, mi sento zozzo dall'inchiostro che mi ha macchiato, e quindi sto male, sono in sofferenza. E gli altri fogli invece rispondono dicendo: guarda, sei uno sciocco, perché quando l'uomo verrà a sistemare la scrivania, tutti noi saremo magari buttati via da una parte perché non abbiamo importanza, mentre tu adesso contieni il messaggio dell'uomo, contieni un qualcosa che era nelle sue idee e adesso è passato dentro di te. Ecco perché tu sarai conservato gelosamente. Ora vedi quanto può essere bello, no? Trasferire in un foglio tutto questo concetto dell'importanza di avere qualcosa dentro e quindi di valorizzare un foglio che da bianco diventa invece con un qualcosa di scritto, il pensiero dell'uomo, e che non capisce lui stesso, no? Invece, ecco, mettere in evidenza questo corpo come contenitore che deve valorizzare se stesso e deve sentirsi importante. Delle favole che ho letto così velocemente io ieri, che più che altro erano sugli animali, sì. Invece traspariva proprio un concetto di fondo che molto spesso chi cerca di approfittarsi degli altri in un qualche modo con la furbizia o un qualche espediente, alla fine cade vittima o della sua stessa furbizia o comunque di qualcun altro che poi si approfitta di lui. Quindi è sono tutte delle metafore, ecco, sì, che Leonardo utilizza, trasponendo negli animali, per dare dei messaggi invece importanti. Sono dei messaggi di una profondità estrema, messaggi di amore, di coraggio. Sai, una cosa che mi ha sempre colpito di Leonardo è che lui stesso dice non è possibile conoscere l'anima delle persone, perché l'anima è qualcosa di interno, quindi tu puoi mostrarmi sempre un qualcosa che è una maschera, mentre molto più facile è conoscere scientificamente tutto quello che è attorno. Quando lui nello scrivere una favola ti parla invece di queste emozioni, la paura, il coraggio, la vendetta, l'orgoglio, non fa altro che cercare di definire qualcosa che ognuno di noi vive in un modo e sicuramente in maniera diversa dall'altra, più o meno amplificata. Naturalmente poi su punti di vista su cui magari qualcuno non riflette abbastanza. Sì, esatto. Io volevo capire una cosa, ma le favole te le leggevi da solo o te le leggeva tua mamma? Guarda, cioè chi è che ti ha iniziato alle favole di Leonardo? Parliamo di favole di Leonardo, quindi sì, è stato questo un regalo che mi è stato fatto dai miei genitori, che conservo gelosamente. È un bellissimo libro illustrato dove i racconti vengono tra l'altro anche guidati da queste immagini molto coinvolgenti, che a un certo punto, ti sto parlando, ero già alle elementari, quindi ero già grandicello e cominciavo a leggere per le prime volte, quindi sto parlando di 10 anni, qualcosa del genere, adesso non ricordo con esattezza, però la data super giù è quella. E quello che facevo io era, sai, avvicinarmi a queste favole anche con la curiosità poi di andare a trasporre con i miei disegni, quindi già da piccolo andare a disegnare e non riprendere il disegno che osservavo, ma vedere la mia visione di quello che invece a me aveva dato quella favola. Quindi, ad esempio, in merito a questa favola che ho raccontato del foglio, io feci un mio disegno con una scritta poi sopra per poter proprio lasciare questo foglio che ancora conservo e per dentro di me ogni volta che lo vedo mi richiamerà quella favola, quindi anche fra 80 anni vedendo quel foglio in automatico, vedi quanto siamo anche strani come esseri umani, ci basta vedere una cosa per poi avere una correlazione con tutto un mondo che abbiamo. Il valore non è solo scientifico in questo caso, ma anche un valore artistico, ma affettivo nel tuo caso. Assolutamente.
perché è da lì che poi ogni ho volta che rivedi cominciato... questo foglio tu ripensi a quel momento e quindi ha un Ripenso valore alla mia infanzia, di quando ecco, vivevo queste favole, e forse è stato da lì che ho cominciato a dipingere, avvicinarmi alla pittura, seppure da bambino, quindi parliamo sempre di un bambino che comincia a disegnare, a fare degli schizzi eccetera. Poi vivendo con una mamma pittrice, a contatto diretto con lei, ti rendi conto che il fascino, no? Dei pennelli, dei colori, delle tele, dell'odore che senti, quindi è tutto un qualcosa di correlato che poi mi ha spinto verso le arti in generale. Allora, io direi di addentrarci anche un po' di più all'interno del tuo saggio, dentro lo sguardo, il codice, perché tu hai scoperto un codice all'interno delle opere di Leonardo, su cui ancora nessuno aveva messo mano. Sì, diciamo c'è ancora tanto da esplorare dell'opera di Leonardo, perché, sottolineo ancora una volta, parliamo di una delle genialità più ampie, poliedriche della storia dell'umanità. Sai, quando tu pensi a una genialità, Einstein, no? Facciamo questo esempio. Allora, al top per quanto riguarda la sua disciplina, sì, la sua materia, quindi la scienza, ma se poi gli mettevi un pennello in mano, magari, sai, non è che esce fuori un grande artista. Se si metteva a fare delle cose di meccanica, possibilmente non era così in grado di trasporre la stessa genialità in altre scienze. Cosa che invece Leonardo è l'unico esempio della storia che ci dà modo di osservarlo in diverse discipline. Come ti dicevo anche prima, meccanica, ingegneria, medicina. Se tu pensi che ancora oggi degli scritti in medicina riportano delle illustrazioni di Leonardo, per esempio per quanto riguarda l'attacco, la scomposizione a livelli, queste sono riprese da studi di Leonardo, questa scomposizione a livelli, così come oggi lo fa il computer, no? Con l'attacco, vedi il cervello in varie scansioni, ma farlo nel Rinascimento forse era un'intuizione di un uomo che non utilizzava possibilmente il 10% del cervello, ma aveva modo di avere un utilizzo molto più ampio e di arrivare a delle intuizioni o a delle invenzioni, così come possiamo vedere in tantissimi suoi scritti, che ancora oggi sono attuali. Tu pensa che il primo robot l'ha inventato Leonardo, fece un regalo al regnante di Francia, Francesco I, era un leone che, muovendosi, arrivava davanti al re, poi apriva questo petto, usciva fuori un giglio. Ma per noi sarebbe una bazzecola andare a realizzare una cosa del genere all'epoca, oggi. Con i mezzi che c'erano, quando la gente era abituata, il popolo era abituato a vedere le persone che si muovevano, tutto il resto era oggetto inanimato. Fargli vedere un qualcosa di inanimato che si muoveva autonomamente, io immagino la scena di tutta quella corte che vedeva sto primo robot muoversi, è stato un qualcosa di come si muoveva, anche per curiosità? Con dei meccanismi, chiaramente sappiamo Leonardo grande... Non c'erano le batterie? No, tutto meccanico, che però con la stessa spinta del leone poi continuava ad andare avanti. Quindi, tra l'altro, voglio cogliere l'occasione per invitare a visitare le mostre delle macchine di Leonardo. Sono presenti in tutta Italia, qui adesso è allestita a Siracusa, dall'associazione Leonardo da Vinci Arte e Progetti, con la quale io collaboro attivamente, facciamo le presentazioni, ed è eccezionale, Ubaldo, andare a vedere le macchine di Leonardo che tu sei abituato a vedere su carta, i progetti realizzate, quindi avere questo progetto realizzato in legno che puoi osservare, puoi toccare. Addirittura ci sono dei meccanismi che tu, agendo sulla macchina, hai modo di capire il funzionamento. Questo per comprendere anche dal vivo, con l'opera davanti realizzata, la grande genialità veramente di Leonardo, e non soltanto quello che magari puoi percepire dalle carte, sai, da quello che si vede nei progetti. Quindi invito tutti anche in qualunque parte d'Italia vi troviate, di andare a visitare queste mostre delle opere di Leonardo. Sono un po' in tutta Italia. In tutta Italia, addirittura anche all'estero adesso stanno presenti nelle maggiori città. Quindi ecco, questo è un consiglio, perché resterete veramente colpiti da quello che osserverete.
Ma è vera questa storia che dormiva lui solo 15, cioè dormiva solo 15 minuti ogni tot di tempo? Un po' di ricerca, vero? No, questa la sapevo perché l'ho vista in un super quark o qualcosa del genere. Io di documentari... Ieri solo le poesie mi sono ricercato. Io di documentari ne ho visto tanti su Leonardo. Chiaramente tu pensa un personaggio del genere è stato scritto e detto di tutto. Storicamente si dà al personaggio delle caratteristiche che sono fuori dall'ordinario umano, no? Quindi anche la necessità di dormire poco, perché avere questa mente che magari si si sostiene solamente con le proprie idee, è molto bella come concetto. Poi bisogna vedere se nella realtà effettivamente un uomo che dorme solamente una mezz'oretta al giorno, insomma, mi sembra... non è che dormiva No, a intervalli, però sai, si dice che nel sonno, io qualcosa ho letto sul sonno, bisogna entrare in una fase REM prima di avere un riposo che vada a essere utile per la nostra mente. Quindi, dai, sono molte cose su Leonardo sono delle leggende, no? Che si raccontano, perché effettivamente parliamo di una personalità sopra quello che è la normalità dell'essere umano. Ecco. Quindi tra le altre cose, tra le altre leggende, alcuni massoni che conosco mi hanno ventilato l'ipotesi che Leonardo fosse un gran maestro della massoneria. Anche questo ti risulta o è più una favola? Ma guarda, più che altro anche questo l'ho letto in altri scritti relativi alle analisi che si fanno su Leonardo. Sai, la massoneria ha subito diversi cambiamenti nel tempo, poi ci sono diverse sette, ogni setta ha le proprie regole, le proprie strutture e quant'altro. Quindi che Leonardo possa essere stato un grande maestro, non possiamo escluderlo, perché ovviamente parliamo di una conoscenza fuori da quello che poteva essere il fruibile del tempo, no? La conoscenza fruibile del tempo. Quindi qualcuno deve aver dato questa conoscenza a Leonardo, e che egli l'abbia poi sviluppata nel modo da diventare un gran maestro della massoneria è anche possibile, ma anche no, come siamo soliti dire al giorno d'oggi. Perché non abbiamo nessuna certezza che Leonardo abbia aderito a dei gruppi massonici, quindi possibilmente stiamo parlando di un maestro che attinge ad una conoscenza e che oggi nel suo vissuto già che conosciamo bene, quindi riconoscendolo come grande guida per tutta l'umanità, è facile riconoscerlo anche come maestro massonico, no? E qui bisogna fare anche una piccola considerazione, perché sai, a volte l'esoterismo viene inteso come un qualcosa di opposto alla religione, a quello che può essere il bene, e quindi l'esoterico visto come il male. In realtà il concetto di esoterismo va a legarsi a delle curiosità che spingono verso una conoscenza legata a simbolismi, a archetipi, legata a una conoscenza che in tempi passati, qui parliamo di Rinascimento ma anche prima, era una conoscenza che aveva bisogno di essere ermetica, perché altrimenti sarebbe stata tacciata come eresia, vista l'imposizione culturale ma anche religiosa del tempo. Abbiamo tanti esempi nella storia, Giordano Bruno, Galileo, tantissimi nomi che insomma hanno rischiato, alcuni sono finiti anche a Roma, Giordano Bruno. Chiaramente abbiamo degli esempi che qualora questi personaggi andavano a cercare di convincere delle proprie tesi anche il popolo, anche il resto della società, rischiavano fino addirittura ad essere condannati a morte. Quindi parliamo di un periodo, anche quello del Rinascimento, che è di grande esplosione culturale. Abbiamo una Firenze che in quel tempo è la New York di oggi, no? È il massimo di tutto quello che può essere l'interesse nei confronti del resto del mondo. Quindi una crescita di quello che può essere l'interesse verso la cultura, ma allo stesso tempo usciamo da un medioevo che è quello che ancora si trascina anche nel Rinascimento, delle imposizioni e delle forme di influenza nella società che mettono paura. Quindi Leonardo cosa fa? Riesce ad entrare anche
nelle chiese, anche in quello che è il mondo ricco di allora, no? Le chiese erano coloro i quali che ti pagavano come artista per poter aver modo poi di lavorare all'interno e quindi di poterti anche sostenere. Lui riesce a mettere questa sua conoscenza scientifica per realizzare questi capolavori anche all'interno delle chiese, dei conventi, Santa Maria delle Grazie, no? A Milano sappiamo tutti che c'è questo cenacolo meraviglioso, in un'ampia sala tra l'altro, quindi osservabile anche a una certa distanza, e dove io, ecco, tornando poi a quello che è Dentro lo sguardo il codice, partiamo da questo libro, dal titolo, Dentro lo sguardo il codice. Realmente quello che dimostro io è che questo codice da Vinci, che poi è stato molto sbandierata come frase, come concetto dal successo del famoso scrittore americano Dan Brown, che però io ritengo un romanziere, cioè lui ha fatto tante ipotesi, sostenuto delle probabilità molto remote, ecco, che fanno parte della sua storia, del romanzo, e che ha incuriosito milioni di lettori al mondo, però rimangono delle sue ipotesi, cioè nessuno può mai andarci a dimostrare che Gesù abbia avuto una compagna, che ci sia stato una serie di prole, eccetera. Mi sembra un qualcosa di più legato alla fantasia di un grande scrittore che non a un qualcosa di dimostrabile. Quello che faccio io invece nella mia opera è semplicemente andare a dimostrare che Leonardo utilizza realmente un codice pittorico e che questo codice è un codice che ti mostra delle immagini che sono arte, ricordiamolo, non è che per forza dobbiamo legare a un'immagine una conoscenza o un qualcosa di importante a livello conoscitivo. Stiamo parlando di un pittore che va a trasfigurare nella propria opera la sua conoscenza ottica, quindi attraverso questa conoscenza dell'ottica di cui tra l'altro abbiamo di Leonardo diversi trattati, quindi è un grande attento verso questa scienza, riuscire ad utilizzare un metodo ottico, prettamente ottico, quindi scientifico, per nascondere nei propri capolavori delle immagini secondarie. Queste immagini secondarie mostrano un Leonardo che non solo dalla sua interpretazione, ad esempio nell'Ultima Cena, abbiamo l'Ultima Cena del nostro Signore Gesù, con gli apostoli attorno, quello che fa Leonardo è mettere all'interno dell'opera due fotogrammi della stessa opera, dello stesso momento. Ossia, il primo momento che è osservabile proprio guardando la superficie, come tutti noi lo guardiamo, osservi una tavola imbandita con un Cristo centrale, con questa posizione triangolare che Leonardo conferisce, già per indicare, ecco, il simbolismo di Leonardo, il triangolo che indica proprio la divinità, l'uomo Dio. E attorno tutti questi commensali che sono gli apostoli. E abbiamo da osservare lo sgomento degli apostoli. Quindi il momento in cui il Cristo dice uno di voi mi tradirà. Gli apostoli mostrano questo loro stupore, questo maestro, ma sono io, ma chi sarà fra di noi? Si guardano furtivi, guardinghi. Con la mia sovrapposizione riusciamo a interpretare Leonardo come un artista che ci dà nella stessa opera sia la domanda che la risposta. Perché nella sovrapposizione l'immagine celata è proprio un personaggio in fondo alla sala, calvo, con una barba, che poi ritroveremo anche in altre opere di Leonardo, sempre con la stessa fisionomia, che si sta allontanando dalla sala per tradire il maestro Gesù. In questo caso io vado anche a riprendere dei passi del Vangelo di Giovanni, in cui viene specificato dopo la cena Gesù prese uno degli apostoli, Giuda Iscariota, fu il primo a intingere il pane nel vino, e dopo averlo mangiato Satana entrò in lui, ed allora egli uscì dalla sala per andare a tradire il suo maestro. Leonardo, essendo un grande conoscitore dei Vangeli, considera che le scritture allora avevano un'importanza notevole. Infatti nell'Ultima Cena
Vedendola non così c'è questo calice, quindi non c'è neanche Giuda non c'è Iscariote. neanche, no, sono apparentemente sono 12 apostoli, esatto. quindi ci sarà fra gli apostoli anche l'apostolo Giuda. Sì, Considera che Leonardo non dà mai il nome di ogni immagine a quale apostolo corrisponde, poi lo deduce la critica, perché viene dato per esempio all'apostolo che tiene il coltello il legame con Pietro come immagine, perché il coltello, sappiamo che Pietro poi tagliò l'orecchio nell'orto per difendere Gesù, quindi abbiamo tutta questa conoscenza che ci riporta a capire che il gesto del coltello forse Leonardo voleva alludere a Pietro. Però effettivamente quello che trovo io è un personaggio alle spalle con una sacca di monete attaccata alla cintola, quindi abbiamo anche un riferimento che possa essere Giuda, perché Giuda era quello che teneva la cassa, no? Del gruppo, c'era sempre uno che teneva la cassa. Nel caso degli apostoli era proprio Giuda, quindi aver trovato questa borsettina attaccata a questa corda che cinge la vita è un altro riferimento che Leonardo vuole sottolineare, che si tratti di Giuda Iscariota. Ed è quindi, come ti dicevo, affascinante leggere le opere di Leonardo in questo modo qui, perché tu hai una domanda che appunto uno di voi mi tradirà: ma chi è questo traditore? E il metodo ottico di Leonardo che poi mostra proprio la figura di questo traditore. E come posso fare un paragone, non so se calza, dico, è irrispettoso nei confronti di Leonardo, però è come l'ologramma che tu vedi due immagini in una, bravo, vedi un'immagine, poi la giri, vedi l'altra immagine. Stereogrammi venivano chiamati, sono delle cartoline che vennero create negli anni '80 circa. Fine degli anni '80, che mostravano un'immagine che tu non riuscivi a vedere nulla, no? Mentalmente non riconosci nessuna immagine, solo dei pixel sembrano sovrapposti di vari colori. Focalizzando l'attenzione però, quindi il punto focale è il punto in cui noi poggiamo l'incrocio dei nostri sguardi e solo lì metti a fuoco l'immagine. Quindi se tu provi a incrociare gli occhi più vicino al tuo sguardo, in questo caso avremo un'immagine al di là di quello che stiamo osservando sfocata. Ecco perché io ho utilizzato il San Giovanni Battista di Leonardo in copertina, perché mostra proprio questo gesto dell'indice alzato. L'indice alzato, secondo la mia analisi, è proprio un inizio per andare a indagare Leonardo sotto questo profilo ottico. L'utilizzo dell'ottica meglio. Se noi alzassimo un dito, fra noi è un'opera di Leonardo, e qui attenzione perché è proprio questo il metodo che io spiego nel mio saggio. Alzando questo dito e osservando la punta del dito, quindi mettendo a fuoco solo la punta del nostro dito, tutto quello che comunque continua a essere al di là del dito, noi lo vedremo sfocato e sovrapposto a se stesso. Questo è un fenomeno normalissimo della visione binoculare. Avendo due occhi, noi incrociando gli sguardi ci vengono proiettate delle immagini che si allontanano fra di loro. Potete provarlo tutti, invito anche gli amici che ci stanno seguendo a alzare il proprio dito indice e avvicinarlo sempre di più, tenendo comunque la focalizzazione, guardando il punto del dito e avvicinandolo sempre di più ai vostri occhi. Quindi avrete l'impressione che tutto quello che sta al di là del dito lo vedrete sdoppiato e si sovrappone a se stesso, ovviamente. Questo metodo permette di giustificare un'analisi che viene fatta oggi da me col PC, con chiaramente i programmi di sovrapposizione ottica. Con la nostra tecnologia possiamo farlo, ma pensate nel Rinascimento avere soltanto questo il modo per poter sdoppiare l'immagine e quindi poter osservare questa immagine secondaria celata nell'opera. Quello che poi si evince da questa mia analisi è che tutto potrebbe essere, Ubaldo, una mia fantasia mentale, no? Potrebbe essere tutto una congettura, una mia idea brillante, un'intuizione bella, artistica, nell'esaminare l'opera di Leonardo, però finire lì. Diventerei come Dan Brown, uno che sostiene solamente delle proprie ipotesi. Ma nel mio caso invece, aver continuato gli studi ed essermi imbattuto in un disegno, che è uno schizzo di Leonardo, raffigurante una Sant'Anna trinitaria, ossia la Sant'Anna, una Madonna e un Bambino Gesù. L'immagine celata di questo disegno, in cui Leonardo lascia sotto il disegno dei tratti chiari, sono due segmenti
inequivocabili, che se sdoppiando l'immagine, sovrapponendo questi due segmenti l'uno sopra l'altro, l'immagine che possiamo osservare solo in questo punto in cui i due segmenti si sovrappongono è proprio l'immagine che riporta a questo Cristo centrale dell'ultima cena. Quindi abbiamo un volto inclinato nella stessa angolazione del Cristo centrale dell'ultima cena. Abbiamo una posizione con le mani aperte, quindi triangolare, così come Leonardo lo pensa e lo raffigura nell'affresco dell'ultima cena. Ma non solo questo, viene anche ad essere presente una scritta. C'è al di sotto dell'opera una sorta di acronimo, CDV, puntato, che lascia alludere a un Leonardo che vuole riportarci al suo codice da Vinci, CDV. E questa è una cosa eccezionale come ricerca, perché andiamo a creare intanto la prima reale correlazione scientifica fra due opere. Uno, un disegno che ha come tema la Sant'Anna Trinitaria, quindi non ha nessun legame con il cenacolo e quindi l'ultima cena. Però l'immagine celata all'interno di questo disegno è proprio riferita all'ultima cena di Leonardo. Un autore che lega due opere e che ci riporta, poi andremo a vedere meglio nel libro, chiaramente, non posso qui andare a descriverlo. Questo disegno della Sant'Anna va a lasciarci i due elementi da sovrapporre per poter vedere poi l'immagine celata nell'affresco dell'ultima cena, che è questo apostolo che si sta allontanando. Leonardo ci dice dove si trova il calice. Osservando l'ultima cena a Milano non vediamo il calice sul tavolo. Nella pittura spesso l'artista utilizza l'assenza per evidenziare una presenza. Quindi sono dei linguaggi, anche quelli pittorici, importanti per poter guidare l'osservazione e spingerla da altre parti. Tu pensa, faccio subito una parentesi, Modigliani, no? Che fa queste grandi, bellissime figure senza lo sguardo. Questo perché probabilmente ci lascia da pensare che l'autore non riesce a disegnare l'occhio, che poi è la parte che ti fa vedere l'anima. Quindi ti può rappresentare tutto quello che è il corpo, il materiale, ma l'anima non si permette di andarla a disegnare, a renderla statica in una opera pittorica. Allo stesso modo Leonardo mette nell'assenza del calice un'evidenza di una presenza. Dobbiamo ricercarlo per trovarlo da altre parti. Una volta trovato il calice, e ovviamente sapendo a chi leghiamo il calice delle figure presenti, fra gli apostoli sicuramente io lo legherei al Cristo, no? Contiene il sangue di Cristo. Sì. Quindi abbiamo i due elementi da poter sovrapporre, e una volta che questi elementi si vanno a incolonnare, quindi ad essere nella stessa perpendicolare, potremo osservare in quel varco lasciato da Leonardo fra il Cristo e quest'apostolo alla sua destra una proiezione che ci farà vedere quest'apostolo che si sta allontanando. Quindi su quel triangolo. Esatto, quel triangolo che già Dan Brown vedeva come calice. No, quello è un varco. Cioè, se poi vogliamo andare di fantasia, tutto può diventare un calice, no? Però in quel caso Leonardo è un varco che crea appositamente, se tu vedi c'è una continuità di personaggi da una parte all'altra che viene spezzata da questa V che si evidenzia. E che in realtà è un modo per farti vedere cosa c'è in fondo alla sala. Se noi guardiamo l'architettura del cenacolo, è un'architettura che mostra un tavolo in primo piano e dietro c'è molto spazio, che ha un senso solo se Leonardo vuol mostrarti qualcosa in fondo, altrimenti questa spazialità viene sprecata. Allora guarda, in Leonardo ogni particolare è importante. Siamo quasi in chiusura, quindi brevemente volevo sapere altre due cose. Uno, Leonardo come materialmente come riesce nel costruire questo tipo di codice, perché veramente oggi è facile col computer, e due, come ci sei arrivato tu a scoprirlo? Allora, io ci sono arrivato nei miei 30 e passa anni, perché ovviamente essendo, sai, spesso l'amore ti fa capire meglio una persona, a prescindere che sia o meno presente fisicamente davanti a te, perché quando guardiamo un'opera, quando osserviamo un'opera o leggiamo il pensiero di quella persona, siamo in contatto comunque con lei o con lui. Quindi tu pensa a tutta la ricerca, no, avvenuta in una vita, in un innamoramento
in un innamoramento, se vuoi, anche puerile nei confronti di questo personaggio che si vedeva come genio, come massimo esponente della mente umana. E poi cominciare a trasformare questa semplice passione in ricerca, quindi andare a esplorare le opere. Questo che ti ho descritto, questa correlazione delle opere, che tra l'altro è questo proprio l'argomento che viene più attenzionato a livello accademico, però considera che ci sono altre rivelazioni importantissime, alcune riguardanti l'adorazione dei magi, in cui si ritrovano ancora una volta queste immagini che sdoppiate hanno un significato. E poi ci sono delle analisi che io faccio che alludono a una conoscenza di Leonardo di immagini che sono di altri mondi, quindi dei corpi che sicuramente non sono umani. Allora anche lì bisogna chiedersi, Leonardo, oggi tu ti senti simile alla scimmia, Ubaldo? Ti faccio questo esempio. Non tanto. Ecco, molti sostengono perché che io non mi questa teoria non mi convince. Perdonamela, ma figurati, penso che siamo in una sede in cui bisogna non sono neanche creazionista, però no. Neanche questa mi convince. Però tanto. dico, sai, pensando che anche nel tempo l'uomo ha subito delle trasformazioni notevoli. Se tu pensi ai primi uomini, non erano come siamo noi oggi, ma non si muovevano neanche come noi oggi, non si esprimevano come noi oggi. E scientificamente si dice che l'uomo andrà verso delle modificazioni genetiche importanti. Quindi perché pensare per forza nelle immagini che ritroviamo in Leonardo che si dovesse parlare di altre civiltà, alieni, demoni o quant'altro, entità extradimensionali? Possibilmente Leonardo ha avuto quella percezione di poter intuire, ma così come è avvenuto a tanti santi, Tanti santi hanno avuto delle visioni che poi nella storia tu dici, l'aveva detto quel santo, ma lo stiamo riscontrando oggi. Quindi perché togliere a Leonardo questa capacità di intuire oltre il proprio tempo, oltre il proprio spazio, delle cose che sarebbero poi avvenute parecchi millenni dopo? È possibile che l'uomo diventi qualcosa che effettivamente oggi non siamo? E tutto questo, come ti dicevo, è ben descritto nella mia opera, ma quello che voglio tornare a focalizzarti, mi avvicino sempre al microfono, quello che voglio tornare a sottolinearti è che quando si parla di Leonardo, ecco, tu mi chiedevi prima e poi sono uscito un po' dall'argomento, come sei riuscito tu a immedesimarti fino a arrivare a trovare queste correlazioni, queste scoperte nell'ambito della pittura di Leonardo? Allora, io vivo a contatto con mia madre che è una pittrice, quindi vuoi o non vuoi, attraverso lei ho cominciato a vivere e ad amare la pittura. Tu pensa quante volte, no? Ti innamori di una persona e capisci quella persona poi solo da uno sguardo, da un movimento, da un atteggiamento, da un'emozione che percepisci, ma la percepisci tu perché la ami quella persona e quindi sei attento nei confronti di quella persona. Magari un'altra osservazione, che può essere la mia, non penso di poter capire quella persona che invece tu ami. Ecco perché spesso l'amore, vedi anche qui il collegamento con l'altro Adesso ci arriviamo. Sì, che è il sentimento che mi ha sempre preso, perché mi ha sempre portato nell'innamoramento ad andare fuori di testa, come si suol dire. Quindi quando tu sei innamorato fai delle cose che vengono guidate dal cuore, non più dalla mente, dalla razionalità. Io mi sono trovato un bel giorno a guardare quest'opera del San Giovanni Battista, pensare a questo dito verso l'alto, no? Che Leonardo va ad evidenziare nel San Giovanni, nella Sant'Anna, il cartone di Sant'Anna, nell'ultima cena c'è un apostolo proprio che si sta spingendo a guardare il Cristo in questa posizione. Ho pensato, ma un grande maestro, genio come Leonardo, perché continua a ripetere questo gesto, però dando alle espressioni del volto del San Giovanni, ad esempio, o della Sant'Anna, un sorriso beffardo, quindi non, sai, come nelle altre incisioni classiche, nell'iconografia classica, in cui il gesto assume un'importanza di indicare la provenienza del santo, quindi c'è una serietà del santo. Leonardo conferisce al personaggio questo scherzo quasi, no? Un prendere in giro chi sta osservando l'opera. Indica una chiave di lettura. Indica una chiave di lettura, perché ti sta indicando proprio il come metterti per osservare quell'opera. E ritornando al Rinascimento, quello era l'unico modo per poter capire ed entrare dentro il codice anche la tua è stata un'intuizione geniale. È stata un'intuizione geniale, perché poi andando a mettere questo dito davanti ho visto realmente si sdoppiano le immagini. Aspetta, che sta succedendo? Quindi ho cominciato a lavorare su come poterle sdoppiare, però nel modo razionale. Tu consideri che io vengo dagli studi di astronomia, quindi sono un forte scettico.
andando però a trovare delle immagini che poi hanno sconvolto per primo me, sono rimasto lì davanti a sentirmi sia entusiasta di questa scoperta, ma allo stesso tempo ad avere poi la responsabilità di indagare e di doverlo comunicare anche agli altri. E da qui è nata l'idea di scrivere Dentro lo sguardo il codice. Allora, Dentro lo sguardo il codice, ricordiamo che edizioni Vertigo, Sì. il libro è ordinabile da tutti gli bookstore online e per chi è di San Cataldo lo può trovare presso l'edicola Giocagio in Corso Sicilia. Esattamente. Tra l'altro trovate anche quest'altro libro che è I sensi dell'amore. Raccolta di poesie chiaramente a tema amore. Di cui ci volevi leggere Sì, volentieri. una poesia, ce la spieghi? Sì. Abbiamo anche l'autore, quindi. Il bello di incontrare i propri lettori è proprio quello di riuscire ad avere un contatto diretto, sperando di far passare anche delle emozioni, no? Perché, sai, quando chi fa arte mette se stesso nella propria opera, che poi sia scultore, pittorica o una semplice poesia, semplice per modo di dire, perché semplice nel senso che è più fruibile rispetto al linguaggio artistico, ma è tutto il cuore, tutta l'anima che viene poi impressa, no? Legata fra le parole, è quello che l'autore spera. E quindi ho scelto di leggervi questa poesia che ho intitolata Uomo. L'ho scritta il 28 febbraio 2013, un periodo in cui vi era una grande paura per tutto il mondo per quel dramma del Giappone, lo tsunami che causò quel panico mondiale, le paure che potessero, ecco, tutti i sedimenti radioattivi andarsi a sciogliere nelle acque, eccetera. Quindi io l'ho vissuto con molta sofferenza, perché oggi secondo me l'uomo sta andando veramente verso un orizzonte in cui non riesce più a gestire neanche se stesso, neanche le cose che genera, che crea. Questo è quello che è uscito fuori come poesia. È come se fosse Dio a parlare all'uomo. Uomo, tu figlio che hai disobbedito al verbo, mangiando un frutto che per te era acerbo, hai mescolato tutto, il bene e il male, rendendo la tua anima mortale. Hai camminato dentro il paradiso e respirato del mio amor profuso. Dimenticati appaiono quei passi nel mare sconfinato dei tuoi eccessi. Le guerre, l'odio e questa carestia son frutto tuo e non volontà mia. I figli che tu adesso metti al mondo conosceranno te, non me pregando. E un dì dovrai dar loro le risposte, seduto sulle verità funeste. Tu che sei diventato il loro Dio, rispondi adesso al mondo, figlio mio. Ecco, vedi, io quello che ho voluto lasciare fra le righe in questa poesia, poi le poesie non vanno spiegate più di tanto, arrivano, se arrivano oppure non arrivano, è questo senso dell'uomo che vuole quasi diventare Dio. Allora, essere Dio è qualcosa che non abbiamo idea di cosa possa essere da uomini, quindi averle l'arroganza di sentirsi talmente tanto grande e forte da arrivare a controllare tutto quello che il mondo, la natura poi ti offre e che va amato, non va gestito e sottomesso alla tua volontà. È questo il senso che ho voluto dare, perché abbiamo visto quello che è successo in quel periodo, ma è solo un esempio di tutto quello che sta succedendo al mondo con i disboscamenti eccessivi, con gli abusi di sprechi vari, con il non rispetto della natura, di tutto quello che... E tornando a Leonardo, invece Leonardo era uno molto attento alla natura. Vedi perché io amo questa figura storica? Perché Leonardo è uno che ha scritto un trattato sull'osservazione del mondo, per poterlo poi bene capire, amare e riportare da buon pittore su un'opera d'arte. Ecco perché Leonardo è fuori dal tempo, Leonardo è amabile in qualsiasi momento della nostra esistenza da essere umani. Allora, abbiamo sporato abbondantemente, però dico, ne è valsa la pena.
Ricordiamo sempre Giuseppe Petix, autore del saggio Dentro lo sguardo, il codice, un saggio molto interessante sulla figura e le opere di Leonardo da Vinci, tra l'altro un saggio che scopre qualcosa che fino ad oggi non era stato messo in conto. Di recente è stato inserito all'interno della Biblioteca Internazionale Leopardiana, un saggio che ha avuto una risonanza a livello internazionale perché è stato Biblioteca Leonardiana. Da Vinci, scusa. Sì, Da Vinci, sì. Ho detto io? No, Leopardiana perché è un errore di... sì, era sì. un'altra, esiste pure. Sì. Ha avuto una risonanza internazionale, è stato presentato al Festival internazionale della cinematografia di Venezia, alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, alla Fiera dell'editoria di Roma Più libri più liberi, al London Book Fair, al Salone internazionale del libro e al Books Expo America di New York. Esattamente. Quali sono i tuoi prossimi impegni? Allora, prossimi impegni, visionabili tranquillamente per chi avesse l'interesse di seguirmi, una pagina Facebook che si chiama appunto Dentro lo sguardo il codice, ho un profilo Facebook, quindi chi volesse chiedermi l'amicizia io aggiorno sempre i miei profili con tutti i prossimi appuntamenti. Prossimi eventi importanti saranno una presentazione a Vittoria, qui in Sicilia, quindi che mi vedrà insieme a delle personalità che non posso ancora dare per certo, però che comunicherò in seguito nelle mie pagine, ad esporre appunto Dentro lo sguardo con una videopresentazione, quindi mostro proprio le immagini di quello che avviene osservando le opere di Leonardo in questa maniera differente. Un evento importantissimo sicuramente è quello della Fiera di Roma, in cui presenterò il mio saggio, sempre con delle videopresentazioni, il sabato 6 dicembre. Successivamente un altro evento importante lo stiamo organizzando in collaborazione con il Teatro Carcano di Milano. Sarà un evento di 4 giorni che vedrà la partecipazione di alcuni elementi della prestigiosa Accademia di Brera, e dove avrò modo appunto di presentare anche lì la mia opera e discuterne con degli esperti critici d'arte presenti per l'occasione. Sarà un evento proposto all'Expo 2015, quindi ecco, è molto bello anche questo. Purtroppo sai, il viverlo con questa attesa, perché sono eventi molto importanti, è anche difficile, perché considera che io sto facendo tutto con le mie sole forze, quindi avere, sai, da investire questi capitali, allo stesso tempo però spostarsi, quindi stare in altre città, è un investimento, perché credo, e quindi voglio lanciare anche questo messaggio a tanti giovani: se voi credete in quello che fate, fatelo, spingetevi e buttateci tutta l'anima e corpo, perché non potrete mai avere la certezza che quella strada è sbagliata se non l'avete almeno cercata di percorrere per il punto dove potete arrivare. Questo è quello che sto facendo io, lo faccio con grande entusiasmo, credo nelle cose che ho sostenuto e che continuo a raccontare nelle mie presentazioni. Prossimamente ho in programma altre pubblicazioni, quindi sto lavorando a un romanzo molto bello per me, quindi avremo modo di valutare se anche agli amici poi che lo leggeranno piacerà, e penso che per fine anno insomma sarà già pubblicato, quindi sto continuando a lavorare. Perfetto, allora siamo in chiusura, noi ringraziamo Giuseppe Petix, vi lascio in compagnia dei programmi di Radio Amore.